Fuochi d'artificio per la vittoria del centrodestra a Martellago dopo 24 anni. Andrea Saccarola è il nuovo sindaco. Ci sono stati alcuni caroselli con le auto mentre la squadra del neo primo cittadino si è radunata davanti al municipio per festeggiare con bandiere e cartelli. Onestamente è stata dura, però comunque ci credevo, perché ho una squadra forte che mi ha supportato fin dall'inizio e credevo in loro e loro hanno creduto in me e ce l'abbiamo fatta. Una vittoria non facile né scontata. Ciò che ha pagato, secondo Saccarola, è stata la sua semplicità. La mia spontaneità mia e della mia squadra, perché siamo gente normale, siamo gente che vuole il bene per il proprio comune e siamo disposti ad ascoltare tutte quante le persone che incontriamo per strada. Abbiamo fatto dei comizi in quasi tutte le vie del territorio, sempre con successo. La gente ha portato le problematiche, noi abbiamo preso nota e adesso ci prendiamo l'impegno a risolverle. Con la vittoria di Saccarola a Martellago la Lega avrà 5 seggi, 2 Progetto Futuro e altrettanti la lista Saccarola Sindaco. All'opposizione Monica Barbiero, più 2 seggi ciascuno per Impegno Comune e Unione Civica, 1 per il PD. Il neo sindaco sa già da dove partire. Fare una mappatura del territorio per capire lo stato dei marciapiedi, delle strade, dei tombini, tutte quelle cose là, perché abbiamo capito che le persone che vanno con una carrozzina tipo in via delle Motte non possono transitare perché comunque ci sono degli ostacoli. Tanti messaggi di congratulazioni a partire dal sindaco Brugnaro. Brugnaro mi ha fatto i complimenti e io gli ho detto adesso dobbiamo lavorare insieme, lui mi ha detto hai ragione, dobbiamo fare sinergia tra Martellago, Venezia e Città Metropolitana. E invece il presidente Zaia cosa le ha scritto? Complimenti, top, molto semplice.